Buongiorno e bentrovati, ricomincia il nostro appuntamento del martedì insieme agli specialisti di ULSS 2 Marca Trevigiana. Quest'oggi parliamo di endometriosi e vulvodinia, condizioni che insomma sono ancora poco conosciute ma che insomma colpiscono molte donne condizionando fortemente la qualità della vita. Vi presento i miei ospiti. In studio con me c'è il dottor Domenico Lagamba, direttore dell'unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia all'ospedale di Montebelluna. Buongiorno e ben trovato. Buongiorno a tutti i telespettatori. Do il buongiorno e il benvenuto anche al dottor Fabio Montella, responsabile dell'ambulatorio di endometriosi e vulvodinia proprio dentro all'ospedale di Montebelluna. Ben trovato anche a lei. Grazie, e bentornato, anzi, visto che ci eravamo visti qualche anno fa parlando proprio di questo tema, l'endometriosi. Abbiamo capito insomma che ha una condizione che colpisce le donne, che ne insomma in qualche modo condiziona la qualità della vita. Allora parto proprio da lei, dottor Lagamba. Che tipo di patologia è? L'endometriosi è una patologia infiammatoria cronica che colpisce le donne in età fertile. Colpisce il 20% delle donne in età fertile tra i 20 e i 40 anni. In che cosa consiste questa patologia? Consiste nella presenza di tessuto endometriale, cioè quel tessuto all'interno della cavità uterina, si sposta e emigra in un'altra sede. Le sedi che possono essere colpite sono molteplici. Può interessare direttamente quindi l'utero, quindi dalla cavità uterina le ghiandole endometriali passano praticamente all'interno del muscolo uterino, oppure si può presentare in altre sedi, in altri organi. Per cui distinguiamo un'endometriosi interna e un'endometriosi esterna, un'endometriosi quindi genitale e un'endometriosi extragenitale. Per quanto riguarda le sedi che possono essere colpite, oltre al muscolo uterino possono essere colpite le tube, possono essere colpite le ovaie, può essere colpito l'intestino, il retto, il sigma o la vescica negli stadi quindi più avanzati, e tante volte anche gli ureteri. Non soltanto l'apparato riproduttivo, ma anche altri organi pelvici, e addirittura esiste anche la possibilità che questa malattia colpisca addirittura organi a distanza, come per esempio il fegato, le pleure, i polmoni, e quindi crea una sintomatologia sistemica e non più localizzata. Certo. Le cause che possono portare a questa patologia. L'endometriosi che interessa il muscolo uterino essenzialmente è dovuta a interventi pregressi diretti sul muscolo, ad esempio un parto cesareo. Per questo noi cerchiamo di tenere più basso possibile il tasso dei tagli cesarei, proprio perché ci sono delle malattie che conseguentemente all'intervento possono colpire l'organo. Oppure interventi pregressi sull'utero come le metroplastiche o gli interventi fatti per miomectomia. Pare che ci sia una lamina basale tra la cavità endometriale e il muscolo. Quando questa lamina basale viene ad essere interrotta per questi motivi, quindi per gli interventi, le ghiandole endometriali si approfondiscono all'interno quindi del muscolo e danno quindi la malattia. Per quanto riguarda la migrazione agli organi pelvici interni, ci sono diverse teorie. Una delle teorie è la mestruazione retrograda. Pare che quando ci sia la mestruazione, una piccola quantità di sangue e quindi di cellule endometriali passa attraverso quindi la tuba nella pelvi, e da là può colonizzare le tube, può colonizzare le ovaie, può sedimentare, diciamo, a livello del cavo del Douglas, dove spesso gli organi che sono interessati sono i legamenti uterosacrali, sono dei legamenti che servono per la statica dell'utero e che mettono in collegamento la parete posteriore dell'utero, la parte cervicale, con il retto, e quindi spesso la malattia colpisce questi legamenti qua. I fattori possono essere molteplici, insomma, che possono concorrere allo sviluppo di questa patologia. Esatto. E da là poi interessare la superficie, quindi del retto, del sigma, fino ad approfondirsi, perché questa è una malattia che viene praticamente stimolata, come dicevamo, è una malattia dell'età fertile, per cui
viene influenzata dagli ormoni, dagli estrogeni. Poi ci sono altre vie per spiegare anche altri organi colpiti, come per esempio la via ematica. Hanno fatto delle biopsie su alcuni linfonodi della pelvi rimossi per patologie ginecologiche maligne, hanno trovato anche là in quei linfonodi delle cellule endometriali, quindi la malattia colpisce i linfonodi e può colpire anche a distanza, quindi la via ematica e la via linfatica, per spiegare le metastasi, chiamiamole così tra virgolette, che non sono metastasi, ma per spiegare la malattia polmonare o la malattia delle pleure. Naturalmente, insomma, con tante conseguenze che poi, insomma, avremo modo anche di spiegare. Ricordo ai nostri telespettatori da casa che siamo rigorosamente in diretta. 0422 1628 332 il numero per intervenire, fare una domanda ai nostri ospiti in studio, chiedere una curiosità o un consiglio. Torno da lei, dottor Montella, perché lei è responsabile dell'ambulatorio di endometriosi e vulvodinia all'interno dell'ospedale di Montebelluna. Le chiedo se è molto frequente questa patologia, se vedete tanti casi, abbiamo sentito un 20% delle donne in età fertile, quindi insomma una percentuale non indifferente. Non indifferente. Diciamo che nel nostro ambulatorio abbiamo una presenza di donne che va in circa di 800 casi all'anno. Circa 500-600 sono prime visite, quindi donne che vengono o per una conferma di diagnosi o per effettuare la prima volta la diagnosi. L'età è quella che abbiamo detto poco fa. L'età media purtroppo è molto in là, dobbiamo dire ancora al giorno d'oggi, e siamo intorno ai 29 anni. Parliamo di età media. Sarebbe auspicabile effettuare una diagnosi precoce e quindi fare una diagnosi già nel periodo post-menarcale, cioè dopo le prime mestruazioni, 1 o 2 anni dopo, in modo da intervenire dal punto di vista terapeutico ed evitare che la malattia faccia dei danni importanti e quindi progredisca a stadi avanzati e con danni d'organo, come ha detto il dottor La Gamba, danni all'intestino, alla vescica, agli ureteri o anche altri organi, come per esempio anche il diaframma può essere interessato, e quindi spesso la donna presenta dei sintomi anche specifici, come il dolore dietro la spalla, che è legato dalla localizzazione del diaframma, cioè sulla scapola. E quindi magari nessuno riesce a matchare, a collegare la cosa con una possibile endometriosi. Le chiedo, dottore, come avviene l'accesso all'ambulatorio? Come avviene la presa in carico delle pazienti? La presa in carico avviene tramite prescrizione da parte del medico curante per le prime visite, con una prima visita ginecologica, più ecografia transvaginale con color Doppler, che sarebbe un'ecografia di secondo livello. Okay? Noi ci vantiamo nel nostro ambulatorio di effettuare proprio un'ecografia per l'endometriosi di secondo livello, secondo le linee guida internazionali, e in modo da poter effettuare una diagnosi sia della malattia e anche dell'estensione della malattia. Quindi con tutte le localizzazioni che abbiamo prima che abbiamo sentito, quindi abbiamo descritto. capito, insomma, che le localizzazioni sono molteplici. Dottor Sì. La Gamba, esistono anche dei fattori genetici, c'è una certa familiarità nel poter sviluppare questa patologia, oppure insomma non si è ancora capito se questo può influire? Sì, ci sono dei fattori genetici, quindi spesso si trova una familiarità, nel senso che anche quando vediamo una ragazza, anche la madre ha soffre di questa malattia. Sì, questa è c'è una predisposizione genetica, sì. Può incidere anche lo stress, che insomma ormai lo sentiamo nominare molto spesso, stili di vita non adeguati, una dieta non corretta, sono dei collegamenti, ecco. Lo stress non mi risulta, ecco, nella genesi della patologia, neanche lo stile di vita, ecco. È importante
quello che diceva il collega, fare una diagnosi precoce, perché la diagnosi precoce della malattia preserva da danni futuri. Ecco. Parlando invece dei sintomi, quali sono quelli più comuni? Come si manifesta questa patologia? Allora, i sintomi sono in base agli organi colpiti e in base quindi allo stadio della malattia. Quindi il sintomo principale è la dismenorrea, quindi questo dolore mestruale è un dolore particolare perché è un dolore che si manifesta nella seconda fase della mestruazione e a volte continua quando ancora la mestruazione è già finita. Quindi questo è il sintomo principale della malattia. Un altro sintomo importante negli stadi iniziali è la dispareunia, cioè la difficoltà, il dolore durante il rapporto sessuale. Il dolore durante il rapporto sessuale è uno dei sintomi principali. Poi abbiamo altri sintomi in relazione all'organo colpito. Per esempio, se c'è una localizzazione della malattia sulla vescica, c'è disuria, pollachiuria, a volte stranguria, cioè perdita di sangue nelle urine. Se per esempio l'organo colpito è il retto o il sigoma, si possono avere addirittura dei quadri anche subocclusivi che si risolvono nel momento in cui è finita la mestruazione, o si può avere stipsi, si può avere diarrea, si può avere tenesmo rettale. Sono tutti sintomi collegati a uno stadio avanzato di questa malattia. Quindi mi sembra di capire sostanzialmente che il dolore è il sintomo principale, sì, il dolore è il sintomo principale. Ma in base a poi dove si localizza la malattia, esatto, si differenziano anche i sintomi. Sì. Ecco, dottor Montella, lei diceva che molte donne arrivano tardi al vostro ambulatorio, sì, forse perché proprio il dolore mestruale, il dolore insomma in generale è considerato assolutamente normale e quindi insomma si convive con questo dolore come se non fosse una problematica a sé stante. Come si fa a distinguere il dolore mestruale dal dolore dovuto a questa patologia? Dall'entità del dolore, dall'intensità del dolore. E noi nel nostro ambulatorio usiamo una scala del dolore che va da 0 a 10, proprio per identificare e discernere fra una dismenorrea, diciamo, fisiologica, o cercare di discernere perché non è così sempre semplice, fra una dismenorrea fisiologica e una dismenorrea patologica, cioè quindi legata eventualmente alla presenza dell'endometriosi, che non è l'unica causa della dismenorrea ovviamente, però è quella più frequente, okay? Soprattutto nelle donne giovani. Okay? E quindi chiediamo alla donna di dare un voto da 0 a 10 al dolore durante le mestruazioni. Certamente se il dolore è sopra 7 o 8 non siamo più nella fisiologia, ok? Certo. Siamo in qualcosa di patologico, soprattutto quando la donna riferisce che è immobile a letto, non riesce a fare altro, deve per forza prendere più volte antidolorifici e nonostante quello il dolore persiste magari, ok? Certo. E quindi questo è il punto fondamentale. Però certamente, mi preme dirlo, è quello di associare noi diciamo tecnici, associare i vari tipi di sintomi di dolore. Quindi dismenorrea, dischezia, che sarebbe il dolore alla defecazione durante il ciclo mestruale, disuria, che sarebbe il dolore a far la pipì durante il ciclo mestruale, e dispareunia, che sarebbe il dolore ai rapporti sessuali. Bene, se abbiamo questi 4 D di sintomo, no? Iniziano tutti 4 con la D, nel 60-70% dei casi ci troviamo di fronte ad endometriosi, quindi il clinico già può dire è probabile che ci sia, molto probabile che ci sia. Non è una diagnosi semplice. No, è molto complessa, tanto è vero che noi nel nostro ambulatorio, nella prima visita, dove dobbiamo effettuare la diagnosi, spendiamo un'ora di tempo fra la raccolta anamnesi, che deve essere certosina ed è fondamentale, sia dei sintomi, dell'insorgenza dei sintomi, che sono, abbiamo una scala di circa 40 sintomi,
nella nostra... Che vi vengono quindi riportati dalle pazienti? Esatto, noi chiediamo questi 40 sintomi alla paziente, ok? Sempre col VAS, con lo score, e da lì ci facciamo un'idea sia come diceva il dottor La Gamba, sia della presenza della malattia, ma anche dell'eventuale localizzazione. Cioè dei sintomi associati tra di loro ci permettono di capire dove è localizzata, oppure di instradarci. Ovviamente poi la visita e l'ecografia di secondo livello fanno la parte del leone nella diagnosi. Okay? In molte localizzazioni abbiamo un'accuratezza di diagnosi, secondo le linee guida, del 70-80%, che è tantissimo, sia con la visita che con l'ecografia. Ovviamente abbinando le due cose insieme, questa percentuale cresce notevolmente. Le faccio una domanda forse sciocca, con la classica ecografia che una donna insomma fa, ecco, dal suo no, invece è specialista di fiducia, che cosa si riesce a vedere? È una diagnosi, è una domanda molto pertinente, perché come ho indicato, purtroppo bisogna fare un'ecografia di secondo livello, con un'esperienza in endometriosi. Okay. E quindi un'ecografia standard dal ginecologo, cioè di routine, molto spesso non permette la diagnosi e la visualizzazione dell'endometriosi. Quello che più frequentemente viene diagnosticato con un'ecografia standard è la localizzazione ovarica, quindi la presenza delle cisti endometriosiche. Mi preme dire che in questi casi di diagnosi di cisti endometriosica la donna deve essere assolutamente sottoposta a una visita ultra specialistica, okay? E con ecografia di secondo livello, perché nell'altissima percentuale sotto al livello del mare dell'iceberg, che sarebbe la punta sarebbe la cisti endometriosica, quello che facilmente si vede, sotto c'è tanto altro, e quindi bisogna andare a studiare la malattia, soprattutto se io ho una cisti endometriosica senza sintomi, asintomatica, bene, in quel caso posso dire che magari è solo una localizzazione ovarica, ma se è sintomatica con dolori importanti, come abbiamo detto prima, e beh, in quel caso è altamente probabile, in oltre il 60% dei casi, che siamo di fronte anche alla presenza di endometriosi più profonda, più infiltrante. E quindi con un'indagine più accurata si riesce a capire che cosa c'è. Dottor La Gamba, un'altra domanda insomma, che credo di interpretare insomma, un po' le curiosità da casa. L'assunzione della pillola anticoncezionale, che ruolo ha? Può essere insomma, un peggioratore della condizione di questa patologia? No, assolutamente. Fa parte di una delle terapie mediche dell'endometriosi, quindi noi abbiamo a disposizione diversi farmaci per la gestione della malattia, a cominciare dai FANS, no? I farmaci antinfiammatori non steroidei per la gestione quindi del dolore durante il ciclo mestruale, alla pillola, alla classica pillola fatta da due farmaci, quindi l'estroprogestinico preso in continua, perché preso in continua in maniera da non permettere alla donna di mestruare, perché il fatto di non permettere alla donna di mestruare, non mestruando, non mestrua neanche in quelle sedi dove è localizzata la presenza di quelle cellule endometriosiche, quindi se c'è un'endometriosi a livello dell'ovaio, quindi c'è una cisti ovarica di 3-4 cm, cosa significa? Significa che se io blocco la mestruazione, quella cisti di 4 cm rimarrà di 4 cm, non aumenterà di volume, altrimenti cosa succede? Altrimenti se c'è una mestruazione, mestruo anche all'interno della cisti e quindi col tempo questa cisti si accresce fino, ovviamente, a un certo punto, no? Avrà una tensione massima in cui questo endometrioma si rompe e quindi inonda la pelvi e l'addome di cellule e quindi crea ulteriori aderenze, no? E quindi si entra in una fase di terzo o quarto stadio, perché va a
coinvolgere diversi organi e a creare delle aderenze tra l'intestino, tra le tube, tra l'ovaio, e quindi ad accentuare la sintomatologia. Quindi FANS, estoprogestinico, e poi abbiamo a disposizione anche i progestinici. Sono delle pillole che contengono un solo farmaco, che è il progestinico, che mantiene l'endometrio sottile e non lo fa mestruare, quindi questo impedisce alla malattia di andare avanti. Di progredire. Quindi mi sembra di capire che la malattia viene comunque suddivisa da voi, insomma, in stadi, ecco, viene classificata così. Esatto, esatto. Come diceva il dottor Montella, ci sono delle cisti che sono di 3-4 centimetri asintomatiche. Asintomatiche significa che la donna non ha nessun dolore durante il ciclo. La presenza del dolore è un aggravio alla malattia, quindi c'è, come diceva lui, la polvere sotto il tappeto, per cui la gestione cambia. Certamente. Noi dobbiamo cercare di interferire, di diagnosticare la malattia prima che sia troppo tardi. Poi nella gestione del dolore ci sono anche altre tecniche, come ci sono anche delle tecniche di rilassamento yoga che possono anche aiutare. Però diciamo che i farmaci, la terapia medica è quella più importante, soprattutto nelle fasi iniziali della malattia. Ecco, le chiedo quanto cambia la qualità di vita di una donna che convive con questo dolore di cui abbiamo parlato, insomma, che abbiamo detto essere un sintomo principale. Molto, cambia molto con la gestione della terapia medica, perché si può addirittura attenuare fino a fare scomparire la sintomatologia algica, per cui la terapia è importantissima, come dicevo, negli stadi iniziali. Ecco. Poi andando avanti, ovviamente nella menopausa la malattia tende non dico a scomparire, ma ad attenuare tanto la sintomatologia algica, e in alcuni casi addirittura scomparisce, ma nella menopausa. Ma noi abbiamo una vita prima di arrivare alla menopausa, per cui c'è la procreazione, quindi c'è la vita lavorativa, che ormai in alcune donne è diventata particolarmente invalidante, non riescono più neanche ad andare al lavoro, e quindi questo crea anche un aggravio dal punto di vista psicologico della donna. Certo, bisogna insomma considerare tanti aspetti, dottor Montella, perché proprio la vita della donna viene insomma condizionata fortemente, in grande parte. Assolutamente. È proprio lo scopo dello specialista che si occupa di endometriosi, è quello di migliorare la qualità di vita della donna. Quindi certamente la terapia medica fa la parte del leone, e dove la qualità di vita migliora nettamente. È ovvio che se non c'è risposta alla terapia medica, allora bisogna pensare all'altra tipologia di trattamento, che, torno a ripetere, è un trattamento di ciò che ha causato l'endometriosi fino a quel punto, a quel momento. Okay? Non si va a risolvere la malattia. La malattia non è curabile, essendo una malattia cronica. Certo, l'abbiamo proprio detto all'inizio, infiammatoria e cronica. Quindi insomma è fondamentale arrivare ad una diagnosi precoce. Una diagnosi precoce, e poi al corretto, detto all'inglese, management, che sarebbe gestione della malattia, perché poi effettuando una terapia ormonale e anche lì si possono avere degli effetti collaterali, quindi magari si deve cambiare vari tipi di terapia medica, ne esistono varie tipologie, okay? Fino a quando si va avanti e raggiungere il traguardo della menopausa. Certo, lo abbiamo accennato poco fa, dottor Lagamba, la fertilità è un aspetto importante della vita della donna ed è anche una delle preoccupazioni principali di chi soffre di endometriosi. Che correlazione c'è tra questa malattia e la fertilità di una donna, dottore? C'è una correlazione molto importante perché la malattia, come abbiamo detto, è una malattia che crea delle aderenze. Quindi se noi pensiamo alla genesi della malattia, pensiamo
alla presenza di queste cellule che passano quindi attraverso la tuba nell'addome e si fermano nella tuba, quindi impiantandosi nella tuba crea un'infiammazione che prende il nome di endosalpingiosi, e questo può portare a un'alterazione delle ciglia vibratili della tuba e quindi a sterilità. Inoltre le donne che sono affette da endometriosi hanno una ridotta qualità ovocitaria e quindi questo porta a una ridotta fertilizzazione degli ovociti, e quindi è una cosa molto importante. E poi anche la stessa fecondazione, quindi anche un embrione fecondato, la stessa fecondazione all'interno dell'utero viene ridotta dalla malattia, per cui è un bel problema quello là. Per questo dico, tutte le ragazze che soffrono di dolori pelvici, di dismenorrea, devono farsi vedere, perché noi riusciamo a bloccare con la terapia medica l'evoluzione della malattia. Trattandola si riesce a dare qualche chance in più? Sì, alle donne? adesso non vorrei spingermi troppo in avanti, non è che tutte le donne che sono affette di sterilità, certo, di endometriosi hanno la sterilità, assolutamente, è una riduzione della percentuale, ecco. Non vorrei che passasse il messaggio. No, certo. E quindi col trattamento si riesce un po'... Col trattamento si riesce... Dare un dato Prego, dottore. su questa cosa, che i dati che abbiamo in letteratura sono che il 40% di donne con infertilità, che poi è un sintomo, lo dobbiamo definire un sintomo, e infertilità si intende non ottenimento di gravidanza con rapporti liberi regolari per un anno. Bene, appunto, come dicevo, il 40% di queste donne ha l'endometriosi. Quindi anche le donne infertili dovrebbero essere sottoposte a una visita per l'endometriosi. Perché potrebbe nascondersi questa insidia. E quindi trovare la causa, il motivo per cui sono infertili, magari trattarle o meno anche con un intervento chirurgico, perché in questi casi, soprattutto paradossalmente per i primi stadi, okay, per primo e secondo stadio abbiamo 4 stadi, okay, primo e secondo stadio, si è visto, in base ai dati in letteratura, che aumenta la pregnancy rate, cioè la possibilità di ottenere una gravidanza, e anche spontaneamente, facendo una chirurgia ablativa dell'endometriosi, cioè portando via i foci endometriosici presenti in pelvi. Quindi nei primi 2 stadi di malattia si può intervenire chirurgicamente? Diciamo può essere indicato in caso di infertilità. Come altrettanto se abbiamo un cisti endometriosica fra i 4 e i 5 centimetri e la donna è infertile, allora lì è indicato la rimozione, perché vuol dire che quella cisti dà fastidio nell'ovulazione, ma non prima dell'infertilità. Non prima dell'infertilità. Non prima, soprattutto sotto i 4 centimetri, questi endometriomi, queste cisti non si toccano, perché nel momento in cui noi andiamo a operarle, quindi a scapsulare la cisti dall'ovaio, inevitabilmente portiamo via tessuto sano, quindi tessuto varico sano, quindi ovociti preziosi. Certo, esatto. Chiaro. Allora, e poi volevo aggiungere un'altra cosa, che il secondo sintomo di cui abbiamo parlato all'inizio è la dispareunia. La dispareunia, sembra una parola così brutta, significa avere dolore durante il rapporto sessuale. Se la donna ha dolore durante il rapporto sessuale, inevitabilmente vengono meno i rapporti sessuali. Venendo meno i rapporti sessuali si riduce la capacità di procreazione. Certo, di rimanere incinta. Chiaro il concetto. Allora noi ci fermiamo per una brevissima pausa di pubblicità, un paio di minuti appena, e poi torniamo a parlare di endometriosi, di come viene trattata, e anche di vulvodinia, un'altra patologia che colpisce sempre più frequentemente le donne, di cui si sa ancora poco. A tra poco.
Rieccoci nuovamente in studio insieme agli specialisti di ULSS 2 Marca Trevigiana. Torniamo a parlare di endometriosi e vulvodinia, condizioni croniche, come abbiamo detto poco conosciute, ma con dei sintomi anche insomma, specifici, e quindi abbiamo spiegato quanto sia importante la diagnosi precoce, no? Proprio per passare ad un trattamento che possa essere efficace. Stavamo parlando poco fa dell'intervento chirurgico, e quindi ecco, insomma, quando si passa ai trattamenti disponibili, al trattamento chirurgico disponibile, è un trattamento rischioso, dottore, la chirurgia? Diciamo dipende dal danno d'organo e che tipo di intervento bisogna effettuare. Ovviamente dal più semplice anche a quello più complesso sempre deve essere affrontato da chi ha trattato l'endometriosi da tempo, perché la malattia endometriosica è quasi peggiore del cancro, è molto più infiltrante del cancro. So che viene paragonata in qualche modo, ha delle caratteristiche comuni, ma mentre il cancro, la maggior parte del danno è dovuto alle cellule tumorali che infiltrano, e qui è diverso, è la malattia presente che ha un minimo di infiltrazione, ma gioca con l'ospite, quindi con la donna, nel senso col sistema immunitario della donna, quindi con la reazione del sistema immunitario. Quindi la possiamo definire anche una malattia ospite-relato. Significa che in base alla risposta infiammatoria di quella persona si potrà avere più o meno intensa risposta infiammatoria. Ovviamente le donne che hanno un sistema immunitario più energico hanno la maggiore possibilità di avere una risposta infiammatoria intensa e continua, e ciò provoca danni, perché l'infiammazione consiste nella distruzione del campo di guerra, praticamente, per spiegarlo in termini molto semplici, e quindi si vengono a formare tabula rasa, non c'è più quel tessuto anatomicamente regolare, quindi c'è un tessuto fibrotico, cicatriziale. E quanto con l'intervento chirurgico si riesce a correggere, diciamo così? Si riesce a correggere in un'altissima percentuale dei casi. È ovvio che in quelle localizzazioni particolari o con interessamento particolare, come può essere una localizzazione sui vasi pelvici importanti, se non c'è un'ostruzione, se c'è un danno sul vaso, si preferisce non togliere quella parte di fibrosi, ma certamente oppure su innervazione, perché possiamo rischiare di denervare la donna, sia nella funzionalità del retto e sia in quella della vescica. Per questo il chirurgo che fa l'endometriosi deve avere una conoscenza ottimale dell'anatomia e delle tecniche. Certo, questo Okay. è chiaro. A volte può succedere che la malattia infiltra l'intestino. Se è un'infiltrazione superficiale si può rimuovere quell'infiltrazione superficiale, a volte l'infiltrazione è profonda e quindi bisogna fare una diagnosi corretta anche là facendo una coloscopia. Quando l'infiltrazione è profonda può essere necessario anche rimuovere una parte di intestino, quindi per la risoluzione della malattia, altrimenti è meglio non fare l'intervento. Ok. Voleva aggiungere, sì, dottore? diciamo che appunto, come diceva il dottor Lagamba, poi abbiamo, in base alla localizzazione si fa l'intervento, no? Si ritaglia come un sarto in base dove è localizzata e anche alle esigenze e desiderate della donna. Ad esempio, io posso avere una lesione sull'intestino che non è occlusiva, ok? Perché dobbiamo considerare assolutamente che l'endometriosi è una malattia ab estrinseco, cioè cresce esternamente eventualmente sull'intestino, raramente, proprio molto raramente, sotto l'1% può essere ab intrinseco, cioè all'interno della cavità dell'organo, ok? E quindi se c'è una situazione non occlusiva, alla donna deve essere proposto resezione o non resezione. La donna può scegliere anche di non sottoporsi a resezione segmentaria dell'intestino e soprattutto in casi, lei mi chiedeva, le complicanze. Ecco, in questi casi
in casi di resezione intestinale ovviamente le complicanze sono un po' più alte e più è vicino la resezione all'ano e più il rischio di complicanze che consistono nella descenza della sutura, dell'anastomosi, cioè del riabboccamento delle due porzioni di intestino, okay? E più è alto il rischio che questa sutura molli per tensione soprattutto, la causa è questa, e quindi con tutte le conseguenze, cioè quindi peritonite, con rischi insomma, non di poco conto. C'è qualche rischio? C'è qualche rischio, ovviamente. Ma parliamo di questi casi qui, che sono non un'altissima percentuale. Dobbiamo considerare che solo il 10-15% delle donne affette da endometriosi necessitano l'intervento chirurgico. E di coloro che necessitano un intervento di resezione intestinale è molto molto basso, siamo intorno al 3-4%. E anche in questo caso insomma il fatto di arrivare prima alla diagnosi probabilmente gioca un ruolo fondamentale. Esatto. Può comparire di nuovo la malattia anche una volta dopo che è stata trattata? Certo, la malattia può recidivare perché se a volte anche le terapie mediche non funzionano, quindi anche dopo l'intervento chirurgico la donna deve comunque sottoporsi a dei cicli di terapia medica, quindi altrimenti si ha la recidiva, quindi bisogna assolutamente bloccare il ciclo mestruale fino a quando, se una donna giovane, non decide di avere dei figli, altrimenti è normale che ci sia una recidiva, perché come abbiamo detto prima la malattia è cronica, per cui il tessuto viene nuovamente a ricrescere e a infiltrare gli organi che aveva già invaso precedentemente. Quindi molto insidiosa. Passiamo invece alla vulvodinia, perché l'endometriosi può associarsi anche ad altre patologie. Dico male, la vulvodinia potrebbe essere una di queste? Allora, la vulvodinia ha in comune con l'endometriosi un nominatore comune, che è la neuroinfiammazione, che mi divago un attimo ma può essere interessante. Prego. Che è comune anche a altre patologie, come la fibromialgia per esempio. La cistite interstiziale sarebbe l'infiammazione della mucosa vescicale sine causa, non di origine infettiva, e quindi hanno questa caratteristica in comune, quella di essere una neuroinfiammazione, cioè un'infiammazione della parte nervosa degli organi colpiti. E lì poi ovviamente originano tutti i sintomi dovuti a questo. È una malattia che colpisce circa il 17% dei casi e forse qualcosa in più ed è, differentemente dall'endometriosi, interessa la donna da bambina fino a età anziana. Quindi non c'è una correlazione con l'età fertile? Non c'è una correlazione con l'età fertile, perfetto. Certamente le donne nel periodo fertile hanno un maggior rischio di poter sviluppare una vestibulodinia rispetto ad esempio a una bambina, ma le donne in menopausa hanno un rischio ancora maggiore, perché ci viene a mancare ciò che è fondamentale per la donna, gli ormoni femminili, quindi estrogeni, e ciò può essere un viatico all'insorgenza della vestibulodinia, esattamente una sindrome che si chiama sindrome genito-urinaria. Qui spenderei una parolina un attimo, visto che stiamo parlando della menopausa. Purtroppo in Italia questa sindrome è molto più frequente che non in altri paesi. C'è un motivo. Il motivo perché non c'è una diffusa cultura sull'uso della terapia ormonale sostitutiva in menopausa. Ci sono troppi tabù mentali e poca cultura. E ciò provoca dei danni alle donne non di poco conto, perché adesso una donna di 50 anni la definirei giovane, forse 50 anni fa no, ma adesso sì. Oggi naturalmente è diverso. E quindi direi che su questo punto volevo premere l'acceleratore un po' su questa cosa. Le chiedo, ecco dottore, se ci spiega un po'
con quali sintomi si manifesta, come la possiamo riconoscere questa patologia? Allora, appunto, dalla definizione vestiboliniea si intende un dolore a livello vulvare che può essere diffuso o localizzato, sine causa, cioè non si trova nessun danno organico e che sia presente da almeno 3 mesi. Ed è caratterizzato da sintomi principali che sono bruciore, stimoli tipo corrente elettrica, prurito e talvolta un dolore urente. Questo può essere provocato da uno stimolo, in genere da contatto, o può essere anche, e lì siamo già in uno stadio avanzato di questa neuroinfiammazione, può essere spontaneo, cioè la donna sta camminando. Convive, certo, con questo non è continuo, la donna sta magari al lavoro, a casa, e all'improvviso comincia a avvertire i sintomi che le ho spiegato, che comporta dei disagi di non poco conto. Notevoli, certo. Poi non considerando quelli da contatto che sono molto frequenti ed evidenti durante i rapporti sessuali. In questo caso parliamo di disparonia superficiale, cioè quindi di dolore all'inizio del rapporto. È vero che pur essendo una patologia anche piuttosto frequente, come lei ci ha detto, ancora può rimanere non diagnosticata per diversi anni, probabilmente insomma per anche dei tabù, della vergogna, e quindi sì. La donna non ricorre al medico, ecco. Direi proprio di sì, assolutamente. C'è un ritardo diagnostico pari se non di più dell'endometriosi, ok? E proprio sia per quello che lei ha enunciato, cioè per il tabù, quindi una scarsa cultura, difficoltà anche a manifestare le proprie difficoltà, e sia per una non conoscenza, perché la malattia comincia a essere conosciuta da poco. Si parla ancora molto poco di questa patologia. E quindi anche una non conoscenza fra gli specialisti, ok? Ma non perché, ma perché proprio è una malattia in cui non si ha ancora una conoscenza tale da essere una conoscenza diffusa. Certo. Okay. Senta, le chiedo come viene diagnosticata, se anche in questo caso ci sono degli esami specifici oppure ci si basa solo ed esclusivamente sui sintomi che vengono riportati dalle pazienti? Assolutamente sui sintomi, sulla visita clinica e su un test molto banale. Abbiamo detto che era una neuroinfiammazione ed consiste una risposta istaminergica sulla mucosa del vestibolo o di tutta la vulva. Quindi il vestibolo è la parte più innervata dell'essere umano, sia uomo o donna che sia, ok? Per motivi anche procreativi proprio, ok? E la mucosa presenta queste innumerevoli terminazioni nervose e un cuscinetto che ripara queste terminazioni nervose dall'esterno. Con questa risposta istaminergica, con liberazione di mastcellule, si ha una distruzione di questo cuscinetto e quindi i nervi sono esposti e basta un minimo contatto che si elicita il dolore. Quindi noi cosa facciamo? Facciamo questo, elicitiamo il dolore con un input che non potrebbe dar dolore, che è un lievissimo tocco con un cotton fioc nei punti corretti sulla vulva. È ovvio che se la donna ha dolore, siamo probabilmente di fronte a questa diagnosi. E quali sono i trattamenti attualmente disponibili? Cioè ci sono delle cure assolutamente efficaci? Sì, per fortuna se diagnosticata e se trattata sempre dallo specialista che se ne occupa, si riesce a fare una cura multimodale, cioè anche multispecialistica, cioè nel senso
che spesso la vestibolodinia si associa a un ipertono muscolare dei muscoli del pavimento pelvico, quindi si fa una terapia anche in associazione col fisioterapista. Molto spesso questa vestibolodinia comporta anche delle problematiche psicosessuologiche e quindi c'è bisogno dell'intervento dello psicosessuologo, che è fondamentale, può essere fondamentale in alcune situazioni, non in tutte, ma in alcune situazioni assolutamente sì, e multimodale in quanto si cerca di riequilibrare le cose con terapie locali desensibilizzanti, che vanno a desensibilizzare i nervi perifericamente o anche sistemiche, con terapie con estrogeno e testosterone in caso di menopausa, perché andiamo a sostituire la carenza e quindi atrofizzare il tessuto, oppure anche con terapie con radiofrequenza e laser che ci permettono di veicolare dei farmaci in modo un po' più efficace a livello vestibolare tramite la cosiddetta elettroporazione. Praticamente tramite il laser o la radiofrequenza si vengono a creare dei micropori nelle cellule, quindi il farmaco penetra nella mucosa vulvare ed è più efficace. Quindi atrofizzare il tessuto con dei gel a base di estrogeni e poi dare anche delle terapie neurotrofiche, che sappiamo che le vitamine B hanno un ruolo importante in questa azione neurotrofica. Sono trattamenti insomma relativamente nuovi oppure è una prassi, una procedura che si esegue? Quello che diceva il dottor Montella, l'elettroporazione sono dei trattamenti nuovi. Ecco. Normalmente noi cerchiamo di spingere le donne a utilizzare l'HRT, la terapia ormonale sostitutiva, proprio per evitare l'invecchiamento del tessuto e quindi questo assottigliamento della cute, quindi questa esposizione delle terminazioni nervose superficiali. E anche se ancora oggi io nella mia attività trovo delle resistenze da parte delle donne. Come mai? Che timori hanno? Hanno il timore del tumore al seno, ma effettivamente sono delle terapie locali che non aumentano in maniera assoluta la possibilità di avere un tumore al seno, che è determinato da tante altre situazioni, da quelle genetiche, certo, a quelle familiari di predisposizione o anche altre. Quindi insomma queste sono un po' le titubanze. Esatto, c'è questa titubanza e io trovo delle difficoltà anche a parlare a volte di queste terapie, perché tante volte le donne mi dicono: dottore, io non la voglio la terapia ormonale sostitutiva, senza sapere che ovviamente ha notevoli vantaggi, ma non solo a livello atrofico vulvovaginale, ma anche dei vantaggi sistemici, come la prevenzione per esempio dell'osteoporosi, no? Certo. Perché viviamo di più ma abbiamo più acciacchi e quindi inevitabilmente dobbiamo cercare di arrivare a quell'epoca meglio possibile, no? Nelle condizioni migliori. Mi sembra di capire insomma che c'è ancora poca informazione. Sì, secondo me c'è molta poca informazione, sì. Per non andare fuori da quelli che sono i nostri argomenti, che è l'endometriosi. Anche sull'endometriosi c'è pochissima informazione, quindi noi vediamo, adesso senza voler accusare nessuno, vediamo persone che si sono lamentate per tempo, da tanto tempo, di questi dolori, della dispareunia, della dismenorrea, e le vediamo dopo anni. Dopo anni, quando le vediamo, siamo già in una situazione dove il trattamento medico a volte non ci risolve il problema, e quindi sensibilizzare non solo noi altri specialisti, ma anche la medicina territoriale, certo, in questo. Deve esserci un po' esatto, una sinergia, no? No? Ci deve essere una sinergia tra il territorio, quindi, e l'ospedale, che oggi viene meno, c'è poco, diciamo, un po' perché gli impegni sono tanti, un po' perché si ha proprio la difficoltà a trovarsi e discutere di queste cose qua.
Quindi insomma più informazione ma anche ci più vorrebbe formazione. molta più informazione e formazione, brava. Mi piaceva affrontare, abbiamo ancora un paio di minuti a disposizione, ecco la parte del supporto anche emotivo, no, che viene dato a queste donne, perché abbiamo capito che insomma sono patologie invalidanti nella quotidianità, Sì. e quindi hanno necessità di un supporto. Malattie croniche comportano delle modifiche quasi organiche a livello cerebrale, perché il cervello cerca di adattarsi a questo status di dolore cronico e mette in moto l'escape, cioè la fuga, che è poi l'attacco di panico, anche l'ansia, okay? Che venivano usate ancestralmente per fuggire, per difendersi dai pericoli che la natura ci poneva. E quindi direi assolutamente di sì, la donna si sente con queste patologie in una gabbia, inascoltata molto spesso, e quindi il supporto psicologico è fondamentale. Il messaggio insomma è quello di trovare ascolto, di trovare supporto senza tabù, senza vergogna, insomma, Esatto, quindi di rivolgersi esatto. a uno specialista che sicuramente può trovare. Uno specialista che tratta quella patologia. Che è fondamentale, Che è no? fondamentale. Proprio perché ci vuole una conoscenza specifica. Siamo in chiusura, io vi ringrazio di essere stati con me, di averci raccontato, ho scoperto anch'io tante cose insomma, su queste due patologie molto diffuse. Grazie al dottor Domenico Lagamba, direttore dell'unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia all'ospedale di Montebelluna. Grazie dottore. Grazie a voi. Grazie anche al dottor Fabio Montella, responsabile dell'ambulatorio di endometriosi e vulvodinia all'ospedale di Montebelluna, che abbiamo capito fare un'attività davvero fondamentale, sì, con le donne che insomma arrivano colpite da queste patologie. Grazie a voi di averci seguito da casa, ad Alessandro Granziera e Fabio Faliero in regia. Vi lascio alle ricette di Casa Pappagallo, alle 16:15 c'è il film Renoir. Grazie ancora per averci seguito, arrivederci a martedì prossimo con gli specialisti dell'ULSS 2 Marca Trevigiana.